Buonasera e bentrovati a Focus, come sempre in diretta su Rete Veneta. Paolo Pizzolato di Prima il Veneto, buonasera. Sono arrivate le dichiarazioni che hanno scatenato la nuova polemica, sono quelle rilasciate dal vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, che sostanzialmente ha detto che non c'è lo spazio perché ci sia la riforma che assicurerebbe la possibile nuova candidatura di Luca Zaia per un nuovo mandato. Chi forse ha qualche speranza per il futuro, lo chiedo a lei Pizzolato, perché Prima il Veneto è una di quelle realtà che sta un po' scaldando i motori se dovesse veramente concretizzarsi un'ipotesi di una Lega che corre in solitaria alle prossime regionali con le liste autonomiste. Sì, perdonate se farò questa sera qualche battuta sarcastica, però penso sia anche un atto dovuto visto i tanti anni di appartenenza alla Lega Nord e il fatto di essere stato espulso da un personaggio abbastanza ambiguo, e mi prendo responsabilità di quello che dico ogni sera quando vengo qui, che si chiama Flavio Tosi e che mi auguro che non sia il nuovo candidato alle regionali, perché altrimenti spero di venire in trasmissione e raccontare la vita politica di questa persona. Innanzitutto la Lega Nord ha sbagliato 10 anni fa quando ha messo al potere Salvini, perfetto sconosciuto che tornava indietro dalle europee, che non aveva nessuna esperienza politica e che la prima cosa che ha fatto è stata quella di commissariare le sezioni, le circoscrizioni e i provinciali, mettendo persone di suo gradimento e persone da lui conosciute, dove tutti gli altri, soprattutto i vecchi, non è stato più permesso assolutamente di parlare né di fiatare, e da quel momento lì si è andato avanti fino ad oggi. Infatti non è stato fatto assolutamente più nessun rinnovo, nessun rinnovamento di sezione, di circoscrizione, e stiamo andando avanti da 10 anni a questa parte con i ragazzi che conosco perfettamente come le mie tasche, che sono purtroppo costretti a subire e a calare la testa. Altro passaggio, non vorrei che i 10 nominativi che ha Salvini in mano, 10 nominativi da candidare presidente, saranno fra un anno gli ultimi 10 iscritti alla Lega Nord, perché visto il salto della quaglia, se volete chiamarlo così, che tutti stanno facendo in questo momento, e lo posso dire perché sto vedendo e sto toccando con mano le elezioni a Scorzè, le elezioni annuali, le elezioni a Spinea, le elezioni a Stra, e perdonate se è poco, non avete un'idea di quelle che sono le ambiguità dei personaggi che sono volati da una parte e dall'altra. Altro passaggio, se Luca Zaia, che sarebbe, giustamente come è stato osservato, sarebbero 20 anni che amministra il Veneto, 20 anni, e c'era ancora prima come vice con Galan, ricordiamo anche questo, non si vive di solo politica, non si mangia di solo politica, dovesse rifare anche questo mandato, mi sembra che poi nessuno possa lavarsi la bocca se per caso Putin sta facendo il quinto mandato. Scusate il paragone che è poco ortodosso, ma diventa una realtà effettivamente quello che sto dicendo, cioè non può essere una cosa del genere, e dovrebbe essere proprio lo stesso identico movimento che dice e che avrebbe dovuto fabbricare qualcosa di nuovo nel corso degli anni rispetto alla persona che c'è adesso, se un giorno c'era bisogno. I nominativi che io ho sentito, a parte Marcato, a parte Canere, che sono i vecchi e sono persone nettamente preparate, sono ragazzi giovanotti che sono entrati pochissimi anni fa all'interno della Lega e che non hanno nessun passato storico della Lega. Questi politicamente parlando della Lega non sanno nulla, e che sono stati preparati, messi lì, sono salviniani, e allora diamogli di tutto e di più. Altra cosa, io sinceramente, se fossi il presidente Zaia, premesso che bisognerà anche sistemarlo se dovesse capitare che non può più correre, per cui sarà un bel problema sistemare Zaia, non so, prenderà il posto di Giorgetti, che è stanchissimo e che non ne può più di questo governo perché non sa più come fare con i soldi, perché è diventato un dramma in Italia. Giorgetti sta capendo in questo momento che economicamente stiamo fallendo a livello di paese, ma io se fossi al posto di Zaia andrei anche a casa, perché qualcuno prima o dopo mi preparerà un conto grande come una casa, come sta accadendo in Liguria, come sta accadendo in Puglia, e non sto parlando, per carità di Dio, di mafia. Scusa, non sto paragonando queste cose, non sto paragonando queste cose. Lascia perdere, io ero in Lega prima di te, sto solamente dicendo che fra la pedemontana, fra la storia della pedemontana, fra la sanità che sta iniziando un po' a boccheggiare, sinceramente io al posto suo penserei anche di sistemarmi in qualche altra maniera. C'è Roma, c'è qualche altro posto, c'erano le europee, non ha voluto andare, ha fatto bene secondo me, per carità di Dio, perché le europee c'era qualche rendiconto, però in questo momento anche al posto suo, dopo 20 anni, inizierei un po' a guardarmi attorno.
Va bene, vedo Pizzolato che veramente si è levato qualche sassolino dalla scarpa. Certo, cioè, il paragone con la Liguria dove c'è un'inchiesta giudiziaria. Non intendo dire che in diciamo, Regione Veneto c'è gente indagata per mafia, intendo dire solamente che con tutto quello che sta accadendo in questo momento Zaia non ha certo bisogno di difendersi da magistrati o cose di questo genere, assolutamente non volevo dire quello, però intendo dire che dopo un monopolio di 20 anni devi anche un attimo guardarti un po' attorno, devi cercare di fare in maniera proprio con i tuoi, fare in maniera di poter cambiare, non cambiare casacca, ma cambiare con qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. C'è bisogno anche a livello della regione, non può essere che per tutti gli anni diamo sempre i bacini a Zaia, resterà Zaia per tutta la vita come il Papa a morte, cioè, è una cosa assolutamente impossibile, è una cosa, non è neanche gestibile una cosa del genere. Va bene, Pizzolato voleva intervenire anche lei su questo argomento. Se si riesce, sì. Vai Pizzolato, dici qualcosa. Perdonate il sarcasmo, però è bellissimo sentire questi dibattiti, perdonate il sarcasmo, le battute di spirito ogni tanto faccio, però certe volte io sono uno che in certi momenti cerca di scendere alla concretezza e purtroppo lavorando in banca faccio i conti in tasca alla gente. La settimana scorsa che ero qui ho già avuto l'occasione, e adesso vi dico perché questo trafiletto lo leggerò di nuovo, ho avuto già l'occasione di dire una cosa. Questi sono dati dell'Istat e da parte della Banca d'Italia usciti circa 10 giorni fa, che dicono per la prima volta la povertà al nord supera quella del sud. In un decennio il numero di famiglie in povertà assoluta è raddoppiato al nord, passando da 500.000 a 1 milione. Nel 2014 famiglie povere il 4,2% e al nord e il 9,6% al sud. Adesso il nord è arrivato a quota 8 e al sud è salito al 10,3%. Cosa è successo in questo periodo? Perché il nord si sta impoverendo rispetto al sud? Il nord si sta impoverendo perché il sud ha usufruito in tantissime unità di quello che è il reddito di cittadinanza. Il nord non è riuscito perché alcune aliquote e alcuni parametri che devono essere presi in considerazione sono più agevoli per il sud rispetto al nord. Fatto questa breve parentesi, torniamo un momentino alla sanità, bella, buona, tutto quello che volete, privata, non privata, eccetera, eccetera. All'interno delle banche di credito cooperativo abbiamo una piccola cassa mutua dove il cliente si iscrive e gli facciamo un rimborso relativamente alla visita medica, all'esame che ha fatto, e lui è contento perché almeno porta a casa qualche soldino di quello che è successo a livello sanitario in famiglia. Cosa sta accadendo in questo periodo? Che tanti anziani e anche persone di media età non portano più in banca i certificati medici perché quando si rivolgono al privato tornano indietro sconsolati perché non hanno i soldi per pagare la visita, e purtroppo per alcuni che hanno determinate urgenze, non dico un po' di urgenze ma determinate urgenze, non possono nemmeno rivolgersi al settore pubblico che li destina a mesi e mesi dopo per questa visita medica, dove gli anziani e ripeto anche la mezza età ha iniziato a non curarsi più. E questa è una cosa drammatica parlando del Veneto. Poi abbiamo parlato anche di ambiente, sicuramente in Veneto si sta nettamente meglio di tanti altri posti. Ricordo a favore del Veneto che la Basilicata non produce, penso da quando è stata creata la regione, il bilancio della sanità. E questo è ancora permesso da Roma e non si capisce come mai cosa ci sia di mezzo, per cui effettivamente certe volte stiamo meglio noi che non tanti altri, o forse c'è qualcosa che non va nel sud rispetto a noi che pubblichiamo tutto. Però abbiamo anche una bomba atomica in casa che sarebbe bene prendere in considerazione, che è il discorso della FAS, di tutto quello che sta accadendo nel territorio, le mamme che stanno protestando, ma secondo me è una mina vagante che nel corso degli anni andrà effettivamente ad aumentare le preoccupazioni di quello che è il mondo sanitario veneto, perché come sta dicendo qualcuno sarebbe bene prendere sì i territori vicini a quello che è accaduto, ma anche i territori limitrofi, diciamo un po' più lontani, chiedo scusa perché ho detto vicini anche limitrofi, un po' più lontani, perché gli esami del sangue fatti potrebbero effettivamente segnalare dei contagi che sono protratti anche diciamo a livello di distanza in territori notevolmente più distanti, perché la gente logicamente si muove e porta dappertutto quello che sono i germi o quello che può essere le problematiche a livello sanitario che ha addosso una persona. Per cui anche questa è una cosa. Poi un'altra cosa, quando prima è stato parlato di territorio, perdona Pan, io ero l'amministratore unico di Veneto Agricoltura e davo i dati nazionali di quello che era il mondo dell'agricoltura a livello nazionale e a livello veneto. Purtroppo in Veneto da un po' di anni sta accadendo una cosa che effettivamente mi lascia un po' sconsolato, sebbene ha portato anche dei risultati. Cioè è la regione più cementificata d'Italia.
E io che abito in Riviera del Brenta ho il comune Fiesso d'Artico più cementificato d'Italia. Nessun fossato esiste più a Fiesso d'Artico, non esiste più nulla. Quando l'acqua viene giù dalla montagna passa sopra Fiesso d'Artico che è completamente asfaltato, va verso la zona di Campo Nogara a Caicroci e va verso le chiuse della laguna e allaga tutto quello che trova. Per fortuna vicino alla laguna, all'Ova di Campagna Lupia, c'è un macchinone gigantesco che dovrebbe permettere lo scolo dell'acqua e ogni tanto qualcuno si ricorda di aprirlo oppure viene aperto in caso di necessità. Però con questo voglio dire che stiamo bene, abitiamo in una regione che adoro completamente, però certe volte certe correzioni di cose un po' madornali, un po' grandicelle, bisognerebbe farle in corso d'opera e non pensare solo esclusivamente a quello che sono le Olimpiadi a Cortina, dove vengono abbattuti alberi a bizzeffe e poi parliamo di verde, eccetera, eccetera, di qua e di là, ma soprattutto anche quello che stiamo patendo per quello che abbiamo vissuto all'epoca del Covid, FAS e tutto quanto, e intervenire prima che la cosa, rispetto come ho detto, esplode in mano a qualcuno. Pizzolato, sentiamo anche Pizzolato, sì, come la vede lei? Allora, innanzitutto due cose sulla manifestazione di Vicenza. Una che logicamente mi ha entusiasmato, però di tutti hanno parlato tutti degli alpini, io parlo invece di un'altra cosa. Quello che gli alpini hanno provocato per 3 giorni a Vicenza, dicono che c'è stato un abbattimento di quasi il 100% di spaccio e delinquenza. Per cui questo dimostra, perdonate se sono così duro, che certe volte mettere in moto in certe città dove si fa di tutto e di più a livello di spaccio e di droga e di delinquenza l'esercito vuol dire calmare anche un po' gli animi di questi popolani diciamo che si prendono possesso della città, anche se non è loro, logicamente, che costituiscono i cittadini veri, e sapete benissimo cosa intendo dire con questo termine, e purtroppo certe volte non riescono neanche più a uscire di casa. Per cui con molto piacere ho vissuto 3 giorni di una Vicenza completamente, diciamo, pulita, ma non pulita nel senso che gli alpini hanno pulito Vicenza, nel senso che era pulita, nel senso che non c'era la solita porcheria che gira con droga e con delinquenza, per cui questo è il lato positivo. Il lato negativo invece che ho sentito è che ho sentito l'intervista a un vecchio degli alpini che ha detto probabilmente fra 10 anni non faremo più queste manifestazioni perché gli alpini non ci saranno più, e tutti sono rimasti sorpresi e perplessi e hanno detto: ma perché sta dicendo questo? Perché ha detto di tutti quelli che vedi in questo momento, ha detto quelli veri e propri, quelli originali sono circa 22.000, tutti gli altri sono affiliati, parenti, amici, iscritti alle varie sezioni, eccetera eccetera. Per cui se andiamo avanti in questa maniera con il servizio militare che non c'è più e tutto quanto, gli alpini veri non ne resteranno più. Non aveva tutti i torti, perché levando via il servizio militare col passare degli anni, logicamente gli alpini veri e propri ci saranno più. Relativamente al servizio militare sono combattuto da 2 sentimenti. Io ho fatto il servizio militare in un momento delicatissimo, molto molto brutto. Sono dovuto partire ed ero nel corpo dei lagunari dopo che era morto mio papà. A casa non c'era nessun reddito, mia mamma non percepiva nemmeno la pensione di reversibilità e mia sorella faceva il 5º anno di Algarotti a Venezia, del linguistico a Venezia. Sono tornato a casa dopo 9 mesi perché figlio, logicamente orfano di padre, e c'era bisogno assolutamente di lavorare, e ho cercato di andare a lavorare immediatamente come operaio in Miralanza e ho cercato di fare in maniera di produrre un po' di reddito. Per cui i 9 mesi che sono partito, sono andato militare, sono andato molto sconsolato e anche molto amareggiato. Però sono stati 9 mesi che hanno servito molto per la cultura e per la crescita di una persona. Diventi ordinato, capisci cosa vuol dire l'obbedienza, fai in maniera di stare in mezzo a altra gente. Quando pensi di essere uno sbruffone, gli altri ti riducono al loro stesso identico livello. E sto dicendo questo come anticipazione perché, vedendo quello che c'è in giro adesso, ragazzini di 8, 9, 10 anni, che è successo nella zona, cosa è stato, vicino a Porto Gruaro, che hanno bloccato completamente il traffico in questi giorni, a San Donà di Piave hanno cambiato la segnaletica, cioè cose del genere. Questi qui non dovrebbero andare solamente in collegio, lasciamo passare un po' di anni e mandiamoli fare in 12-18 mesi di servizio militare. Servizio militare non intendo dire come lo facevo io, come veniva fatto, che era sotto l'esercito, ma potrebbe essere servizio militare civico, diciamo, che ti addestra e ti prepara a essere anche uomo, perché vedendo, scusate un attimo, quello che sta nascendo all'interno delle scuole in questo momento, o certi giovani che sono fuori, a Milano, bande di 14enni, 40-14enni che si picchiano fra di loro in piazza davanti alla gente, e la gente è costretta a scappare perché questi con le bottiglie completamente rotte se le danno di santa ragione. Cioè, ma ragazzi miei, io capisco che sono cambiati gli anni e tutto quanto, ma l'epoca è passata, ma i ragazzi adesso sono sempre gli stessi, o li curi o li addestri o devi insegnare un po' di correzione a questi, Siamo in chiusura, però. Paolo Pizzolato di Prima il Veneto, grazie anche a lei.